Buonasera e buon Natale, vediamo i titoli di questa edizione. Sicilia sotto la neve a Natale, sull'isola freddo, pioggia, vento, ma soprattutto nevicate anche a bassa quota. Da domani è previsto un miglioramento, intanto sono diversi i danni registrati nelle ultime ore. Vigilia di Natale con colpi di fucile a Catania, ricoverato in prognosi riservata il ventenne ferito alla testa. Sulla misteriosa sparatoria indagano i carabinieri. Palermo, convalidato il fermo per l'uomo accusato del tentato omicidio al cimitero dei Rotoli. Si cercano i complici, 2 persone che lo avrebbero affiancato durante l'aggressione. A Catania il tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant'Egidio per chi vive in povertà e solitudine. A pranzare con loro anche l'arcivescovo Renna e l'imam del capoluogo etneo. A Montaperto, nell'Agrigentino, centinaia di bambini hanno visitato il presepe vivente tra i più belli e suggestivi d'Italia. Ad Acireale la magia del Natale in uno spettacolo di teatro e videomapping ispirato a Dickens. Calcio, Natale di lavoro per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Bari. Rosanero in crisi alla ricerca di una vittoria per salvare la panchina di Dionisi. Ultime ore di vacanza per il Catania che tornerà in campo il 5 gennaio con la capolista Benevento. Ancora ben trovati alla TG Sicilia e buon Natale a tutti voi. Un Natale nella nostra regione contrassegnato dal freddo, pioggia, vento, ma soprattutto dalla neve, anche a bassa quota. Da domani è previsto un miglioramento, però sono diversi i danni registrati in queste ultime ore. Ci fa il punto nel servizio Francesco Triolo. Un Natale imbiancato come non si vedeva da anni in Sicilia. Il maltempo è stato il vero protagonista di queste giornate, anche se oggi sembra abbia concesso una sorta di piccola pausa dopo la pioggia, il vento e la neve. Danni pesanti ancora una volta a Palermo, con alberi caduti sulle auto e voragini che si sono aperte in strada. In 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi. 4 autovetture sono state danneggiate in via Aragona, altre allo Zene, sulla statale 643 a Polizia Generosa. In via Crispi, nei pressi del molo Santa Lucia, si è aperta una voragine. Tanti gli interventi per allagamenti, per cornicioni e tabelloni pericolanti. Piogge intermittenti e freddo, neve sulle Madonie. In provincia di Messia un centinaio di interventi dei vigili del fuoco. Una frana si è abbattuta sulla strada che collega Nizza di Sicilia a Fiume di Nisi, è stata riaperta a senso unico alternato dopo l'intervento dei mezzi di soccorso. In città, invece, con una nuova ordinanza del sindaco, le ville comunali e il Gran Camposanto rimarranno chiuse sino alla mezzanotte di venerdì 27 per consentire gli interventi di messa in sicurezza, ipotature e rimozione di alberi e rami caduti. Sull'Etna la neve è caduta copiosa, anche a bassa quota, a Piano Provenzana sono entrati in azione gli spazzaneve. Pure Caltanissetta si è svegliata sotto i fiocchi per una quindicina di minuti, così come l'Agrigentino, soprattutto a Cammarata e Santo Stefano di Quisquina. Nei fondivalle molta pioggia e vento, neve forte anche nell'Ennese, a Mussomeri scenario da Nord Europa. Forte vento e pioggia ad Agrigento, a Realmonte annullato il tradizionale bagno di Babbo Natale alla Scala dei Turchi. Freddo ma soleggiato a Siracusa e Ragusa. Le previsioni adesso parlano di un miglioramento e per il giorno di Santo Stefano non sono previste allerte particolari. Anche le temperature dovrebbero tornare a salire nelle prossime ore. Dicevamo Natale con la neve in Sicilia, neve che ha reso difficili anche i soccorsi in queste ore. Infatti durante la notte di Natale una donna di 78 anni che si trovava in casa con i familiari a Biancavilla ha accusato un malore ed è deceduta. I familiari hanno allertato il 118 ma l'ambulanza non è riuscita a raggiungere l'abitazione proprio per la neve che rendeva le strade impraticabili. Hanno trasportato con un proprio mezzo il medico dell'ambulanza fino alla loro villetta, ma ha potuto soltanto constatare il decesso poi dell'anziana. E adesso cambiamo argomento, parliamo di questa misteriosa sparatoria a colpi di fucile nella vigilia di Natale nel quartiere Pigno a Catania. Un ventenne ferito alla testa è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Marco. Indagano i carabinieri. Luca Ciliberti. Vigilia di Natale macchiata dal sangue a Catania. Nel tardo pomeriggio un ventenne è rimasto ferito dopo una sparatoria nel rione Pigno, periferia sud della città, poco distante da un noto centro commerciale. Attualmente il ragazzo si trova ricoverato in prognosi riservata colpito da un proiettile alla testa. Poco chiara la dinamica dei fatti.
Quando i carabinieri della compagnia di Fontana Rossa sono intervenuti in via Gelsobianco, intorno alle 18, del ferito non c'era più traccia. L'uomo infatti si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Librino. Ma sul luogo della sparatoria è stata trovata la moto abbandonata con evidenti tracce di sangue e questo dettaglio farebbe ipotizzare che qualcuno possa aver accompagnato la vittima sino alle porte dell'ospedale. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il ventenne fosse alla testa di un convoglio formato da 3 o 4 auto quando fra di loro si è frapposta inconsapevolmente un'altra macchina con una coppia di coniugi a bordo. Poi gli spari a colpi di fucile, del quale sono stati ritrovati i bossoli, e da quel momento la successione degli eventi si fa poco chiara. Ad allertare i carabinieri infatti sono stati gli stessi coniugi, rimasti miracolosamente illesi e al momento totalmente estranei alla sparatoria. Adesso si indaga per capire chi è stato a sparare e chi fosse l'obiettivo dei proiettili. Non si esclude l'ipotesi di una rapina o di un regolamento di conti. E adesso, sempre per la cronaca, andiamo a Palermo per parlare della sparatoria che è avvenuta qualche giorno fa davanti al cimitero dei Rotoli. È stato convalidato il fermo per l'uomo che è appunto accusato di tentato omicidio. Le fasi dell'agguato sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza. Con l'attentatore c'erano anche altre 2 persone che adesso sono ricercate. Manlio Viola. Sono 2 le persone ricercate dalla polizia dopo il fermo di Francesco Lupo, 30 anni, accusato di essere stato l'autore del tentato omicidio di Antonio Fragali, 43, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco domenica mattina davanti al cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. L'uomo è ricoverato all'ospedale di Villa Sofia in prognosi riservata. Il GIP Maria Cristina Sala nelle ultime ore ha convalidato il fermo di Lupo. Il giovane dello Zen, il cui padre e il cui fratello sono rimasti vittime di un duplice omicidio nel 2019, è accusato adesso di tentato omicidio premeditato e porto abusivo d'arma clandestina. Gli investigatori sono risaliti a lui grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Si vede un uomo in tuta arrivare insieme a 2 persone su un'auto in affitto, scendere, affrontare Fragali, operaio della Reset, andato a portare un fiore sulla tomba del padre, prima pestarlo, poi sparargli. Per gli inquirenti l'uomo in tuta è Lupo. In quel momento davanti al cimitero c'erano tantissimi palermitani e auto in colonna. Una donna si toglie il giubbotto e cerca di tamponare alla ferita. È il giubbotto che poi viene trovato nei pressi del fioraio quando arrivano i poliziotti. L'auto utilizzata è stata invece rinvenuta allo Zen, non distante dalla casa del giovane accusato del tentato omicidio. Mentre i poliziotti cercavano Lupo, qualcuno ha gettato da una finestra dei casermoni del quartiere un sacchetto con dentro una beretta, un paio di chiavi di un'auto, una felpa e un paio di jeans. Tutto finito in strada e recuperato dalla polizia. Una donna di 75 anni è stata trovata morta in casa a Palermo in un appartamento di Piazza Leoni. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. La donna aveva un ventilatore automatico per la respirazione. Indaga adesso la polizia. Giorno di Natale in giro per i pronto soccorso per proseguire l'opera di denuncia delle carenze del sistema, ma anche per portare sostegno ai medici in prima linea. Questa è la scelta dell'ex sottosegretario alla salute, il renziano Faraone, che oggi ha visitato l'ospedale Ingrassia, teatro di polemiche dopo la morte di una donna, ricordiamo, rimasta 8 giorni in barella. Vediamo. Saranno celebrati soltanto venerdì 27 dicembre i funerali di Maria Ruggia, 76 anni, la donna morta dopo aver trascorso 8 giorni su una barella al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo. Proprio per questo l'ex sottosegretario alla salute, Davide Faraone, ha iniziato proprio dall'ospedale Ingrassia il suo giro per il pronto soccorso nel giorno di Natale. Le visite del renziano di ferro erano iniziate in realtà già un mese prima del fattaccio ed hanno riguardato il pronto soccorso dei principali nosocomi siciliani. Nel giorno di Natale Faraone ha deciso di proseguire per portare sostegno ai medici impegnati in prima linea e denunciare le carenze del sistema. Non funziona più nulla, non si sa dove mettere i pazienti, a decine sbarcano le autoambulanze e sono costretti a essere curati male perché non ci sono medici e infermieri a sufficienza, perché nei reparti non ci sono posti, perché nelle cliniche molto spesso si arriva a saturazione. C'è una politica che decide di non investire nella sanità e poi scarica le responsabilità sui medici e gli infermieri che sono
sono dei poveri cristi, costretti insieme alle guardie giurate ad arginare parenti e pazienti giustamente esagitati perché non si sentono curati adeguatamente. Medici e infermieri, secondo Faraone, sono le vere vittime insieme ai pazienti di una politica che sceglie di non investire in sanità. Dopo l'ingressia ha continuato il suo giro con l'intenzione di visitare più pronto soccorso possibile per portare il proprio sostegno. Cambiamo argomento, andiamo a Siracusa. Novità nella raccolta dei rifiuti. Sono arrivate infatti le nuove isole ecologiche intelligenti che permettono di conferire inserendo il codice fiscale. Francesca Loi. La lotta al sacchetto selvaggio a Siracusa passa anche da qui. È una delle 9 nuove isole ecologiche intelligenti. Come funziona? Funzionano solo ed esclusivamente con codice fiscale, perché sono solo ed esclusivamente per gli utenti tari. Sono 8 bocchettoni, 2 per la plastica, 2 per il cartone, 1 per l'indifferenziato, per il secco e 1 per i mini RAE. Un'ottima novità per chi non vuole aspettare il giorno della raccolta porta a porta. Lo scopo è quello di dare la possibilità alle famiglie, per esempio ai single, se non possono conferire quella giornata perché magari sta male, può venire qui all'isola ecologica, oppure quelle famiglie dove non sono raggiunte dal porta a porta, oppure tutte quelle famiglie che hanno voglia di venire qui a dare un contributo a tutta Siracusa per differenziare. Ma le isole ecologiche smart sono soltanto una delle azioni che sta mettendo in campo il comune, in una città dove la differenziata è ferma al 50%. Queste sono il preludio, perché pensiamo nel mese di gennaio consegneremo il secondo CCR alla città di Siracusa. L'obiettivo è uno: combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, che a Siracusa, come in tutta la Sicilia, è sempre più diffuso. E adesso parliamo del Natale con il tradizionale pranzo organizzato dalla comunità di Sant'Egidio per chi è indigente ed è solo. Vediamo. Questo Natale mi è sembrato troppo bene, ci sono troppo gente, il pranzo è stato buono e tutti sono buonissimi con noi. Per me è stata la mia prima esperienza, è stato fantastico stare con questi amici, fare nuove conoscenze. Questo Natale è faticoso come al solito, perché come vedete dobbiamo fare un sacco di pacchi regalo, ma la felicità che abbiamo e che possiamo donare agli altri è senza prezzo. Natale di solidarietà. A Catania si rinnova nella chiesa di San Nicolò l'Arena il tradizionale pranzo organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, dedicato agli ultimi e ai più sfortunati, ai poveri, a chi è solo. In 400 sono stati accolti con tavole elegantemente imbandite e un menù con diverse portate. A sedersi a tavola con tutti loro l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, e l'imam Kate. Quest'anno ho potuto ancora di più constatare quale bella relazione si è instaurata tra i volontari e le persone che vengono accolte, assistite. Si conosce la storia di ognuno per poterla accompagnare in un futuro più dignitoso. Un Natale per tutti, per chi è più in difficoltà, per chi è anziano e sente il peso dell'isolamento, spiega Emiliano Abramo della comunità di Sant'Egidio. Italiani, stranieri, anziani, bambini, fare festa. È il Natale per tutti, che è l'immagine di questa città che con il resto del mondo segue il Papa nel Giubileo, ma è anche l'idea di una società del convivere possibile. Ci spostiamo adesso ad Agrigento, dove centinaia di bambini hanno inaugurato il presepe vivente di Monte Aperto, tra i più belli e suggestivi d'Italia. Davide Sardo. Dopo una pausa di 5 anni, il presepe vivente di Monte Aperto, frazione di Agrigento, alimenta ancora l'atmosfera natalizia locale. Il pittoresco borgo tra le colline agrigentine è cornice ad una Betlemme in miniatura, in cui ai visitatori sono rappresentati momenti di vita quotidiana, usi, costumi, tradizioni che rievocano fedelmente il racconto della lieta novella, rendendo l'esperienza unica e intensa. All'inaugurazione hanno partecipato le scuole tra tanto entusiasmo e ammirazione per la maestria con cui il presepe è stato allestito. Questo presepe è stato giudicato negli anni uno dei presepi più belli d'Italia, uno dei 3 presepi più belli del sud Italia. Non pensavamo di arrivare a tanto, però l'amore, l'impegno verso il nostro territorio è tale per cui poi alla fine i risultati si sono visti e siamo veramente molto contenti.
Ad Acireale, nella Catanese, teatro e videomapping con la storia scritta da Dickens calata sui personaggi del mito ionico. Orazio Longo. La realtà ottocentesca di Charles Dickens aumentata col videomapping degli anni 2000. Acireale, il suo canto di Natale, lo spettacolo è andato in scena in Piazza Duomo subito dopo la messa di Natale. La storia cucita su misura per gli abitanti del comune acese, con le scenografie proiettate in animazioni in 2 e 3D sulle mura e ai piedi del prestigioso palazzo del municipio, sui suoi balconi, sulle ringhiere in ferro battute e sui mascheroni, con video e giochi di luce a interagire col pubblico e gli attori. L'idea di realizzare un videomapping con la storia dell'avaro uomo d'affari che riceve visita dagli spiriti del Natale ha dato vita a uno Scrooge nostrano, Don Salvatore, mentre i fantasmi sono Aci e Galatea, la diavolessa Lavica e Polifemo, tutte figure del mito e dell'immaginazione care agli acesi. In 7 tutti attori professionisti si sono esibiti assieme a danzatori, violinisti e comparse. La realizzazione dello spettacolo porta la firma di Sulla Luna, gruppo di giovani talentuosi provenienti da Catania, noti per la loro esperienza nell'architettura effimera e nella produzione video, nello storytelling e considerati tra i pionieri in Italia nell'uso del videomapping. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco, vediamo com'è andato questo Natale per il Palermo e poi anche per il Catania, quindi tra poco la nostra pagina sportiva, vi aspettiamo. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati, adesso il calcio, Natale di rifinitura per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Bari, rosanero in crisi e alla ricerca di una vittoria per salvare la panchina di Dionisi. Marco Gullà. Per il Palermo è un Natale amaro, vigilia anche di un delicato match, quello di domani al Barbera, nel giorno di Santo Stefano contro il Bari. La formazione rosanero viaggia senza navigatore, alla deriva. Alessio Dionisi rischia l'esonero le prossime 2 partite, quella di domani contro i Pugliese e poi quella di domenica fuori casa contro il Cittadella, rappresentano gli ultimi 2 gradi di giudizio per le sorti dell'allenatore rosanero. Per quanto riguarda il futuro, sinceramente, come ho già detto la settimana scorsa, cioè la conferenza precedente, per me il futuro è oggi, è domani e dopodomani, cioè non mi piace ora pensare e non è giusto neanche, perché l'allenatore ora deve pensare in 6 giorni giochiamo 2 partite, facciamo 4 allenamenti, cioè 5 allenamenti, quindi è troppo importante quello che facciamo ora, non è secondario quello che si farà. Poi sicuramente la società ha delle linee guida, sicuramente nel passato si è condiviso e si continua a condividere. Possibili novità di formazione per il match di domani contro il Bari. Dionisi potrebbe scegliere Brunori insieme all'Eduaron, confermato dopo aver trovato il primo gol stagionale. Il 9 rosanero agirebbe da seconda punta con ampio spazio di manovra. Verre va verso la conferma come trequartista. Domani fischio d'inizio alle 18. E adesso la Serie C, riviviamo la prima metà di stagione del Catania con più bassi che alti per i rossazzurri, che però sognano un 2025 migliore. La sfida d'inizio gennaio con la capolista Benevento è già determinante. Marco Carli. Dalla partita di Coppa Italia VIP con la Carrarese, con un Catania costretto a scendere in campo in versione fortemente rimaneggiata a causa dei problemi di tesseramento dei nuovi acquisti, tutti indisponibili, ai 4 gol rifilati al Sorrento a fine 2024 in avvio del girone di ritorno. 6 mesi del nuovo Catania versione 24-25, più bassi che alti di sicuro, ma anche la speranza di essere ancora protagonisti. Dopo le presentazioni estive di Toscano e Faggiano, la convinzione giustificata di aver preso il meglio sulla piazza e di poterlo fare anche sul mercato. Poi il disastro di fine luglio, niente acquisti per più di un mese per i motivi arcinoti legati alla mancata fideiussione. Inevitabile che le scorie si avvertissero, visto che soprattutto l'attacco viene completato nei giorni finali del mercato. Eppure il Catania in avvio sembra non risentirne più di tanto. Soprattutto dietro e a centrocampo la squadra assume una fisionomia, non segna molto, ma non subisce e alla fine della 9ª giornata, successo per 2-0 con l'Altamura, è a pochi passi dalla vetta, nonostante il punto di penalizzazione dovuto alle vicende estive.
Poi però, dopo il pareggio di cuore conquistato a Foggia, complici anche i tanti infortuni, arriva il periodo no, soprattutto al Massimino. Sconfitta con il Latina, pareggi con Messina e Cavese, il 5-0 subito in Coppa dal Trapani con una squadra giovanissima ma che non cancella il pesantissimo passivo. Anche segnali di ripresa come il 2-2 di Avellino in cui il Catania gioca bene, il 2-1 interno di campionato nel derby col Trapani. Ma la sconfitta col Potenza, i fischi del pubblico, il bilancio in perdita nella settimana prenatalizia non erano certo di buon auspicio. Invece gli ultimi 20 minuti col Sorrento rinvigoriscono la speranza. Se è troppo presto per confidare nella svolta lo dirà il mercato e lo dirà soprattutto il Benevento alla ripresa del campionato. E noi con questo servizio ci fermiamo. Questa appunto era l'edizione della sera della TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Ancora una volta a tutti voi una buona serata, ma soprattutto buon Natale.